Nuovo appuntamento con la rubrica Onde Corte Incontra, con noi in redazione Chiara Sini per la terza volta, una giovane sarda, nuorese, interprete di cinese, ha lavorato per enti pubblici e privati, fra cui delegazioni cinesi, tra cui bisogna ricordarlo per conto della regione sarda, sei stata protagonista dell'incontro con la delegazione cinese capeggiata in Sardegna dal presidente cinese. Benvenuta Chiara. Grazie a voi per ospitarmi per la terza volta, ormai sono una presenza quasi fissa e mi fa solo piacere. Chiara, tu sei stata attiva da anni in Sardegna con l'attivazione di pratiche di cooperazione, divulgazione della cultura cinese, che hai portato qui in Sardegna, tra l'altro quando non c'era nulla, dai corsi nelle scuole superiori ai convegni fino ad arrivare alle conferenze, le feste, le tradizioni cinesi, un lavoro prezioso tra cui quello di organizzare anche il Capodanno cinese a Cagliari, che non era mai stato festeggiato pubblicamente e mai era stato organizzato nulla per far conoscere questa cultura, quindi 3 anni consecutivi il Capodanno cinese a Cagliari. Sì, assolutamente sì, sono infatti molto contenta, orgogliosa, questo lavoro che dura praticamente da più di 10 anni, sta veramente raccogliendo i frutti, perché se quando ho iniziato tutti mi guardavano un po' come un'aliena, perché vuoi insegnare cinese, perché vuoi festeggiare il Capodanno cinese, adesso invece si fa proprio a gara per raccogliere, per organizzare iniziative di questo tipo, quindi ben venga, più ce ne sono meglio è e soprattutto sono contentissima di poter collaborare anche con organizzazioni e istituzioni italiane e internazionali. Allora Chiara, tu sei anche coordinatrice di un centro culturale nato recentemente, La Pietra Orientale, oltre a seguire Cina più vicina, e a breve presenterai nuovi corsi di lingua e cultura cinese, tra cui le iscrizioni di questo nuovo corso di cinese che scadono il 9 novembre, partiranno la settimana prossima. Assolutamente sì, questo centro che stiamo per inaugurare, quindi state attenti perché ovviamente vi diamo notizia, faremo un'inaugurazione bella in grande, è stato insomma il sogno di tutta la mia vita, avrei sempre voluto aprirlo e finalmente ci siamo, non solo corsi di lingua e cultura cinese ma tanto altro, i nostri saranno dei veri e propri viaggi nella cultura cinese, nella mentalità, ma organizzeremo mostre, scambi, faremo venire qua degli artisti cinesi, andremo noi in Cina perché sono anche referente per un'università cinese, quindi chiunque voglia andare là l'estate saprà che è in buone mani, ci sono io a coordinare tutto. Questi nuovi corsi appunto partiranno a breve, coincideranno praticamente con l'apertura del centro, iscrizione come hai detto tu scadono il 9, quindi chi fosse interessato poi sa che può contattare i riferimenti che darai tu, vi aspettiamo numerosi, c'è ancora qualche posticino, quindi insomma siamo ben contenti di avervi in questa nuova avventura. Bene, Chiara, noi ti ringraziamo come sempre, sappiamo che ci verrai sicuramente a ritrovare a breve. Vi ricordiamo che per partecipare alle iscrizioni del corso di lingua e cultura cinese bisogna rivolgersi alla mail cinapiuvicina79@gmail.com oppure il numero di cellulare 340 36 755 96. Grazie. Grazie a voi, 谢谢大家，快见面吧。 Arrivederci.